Hola amigos, buonasera ragazzi, salve e giù. E niente, sto qua nel centro del Curitiba, ragazzi, per commentare questa partita che comunque è stata, a mio avviso, una delle più brutte partite che il Napoli abbia giocato quest'anno. Però io credo che comunque sia stato molto per merito dell'Empoli, perché è stata una partita, una vittoria schiacciante dove ci hanno tartassato di pressing. L'Empoli ha meritato la vittoria. Forse nel secondo tempo ci meritavamo anche il pareggio, abbiamo fatto qualcosa in più, ma comunque l'Empoli è stato ben superiore, ragazzi. Io l'ho sentita per radio. E vabbè, i gol di Farias che ha rotto gli equilibri e poi dopo gran gol di Zerischi. Zerischi ha fatto un gol, ragazzi, da cineteca, direi. E poi Di Lorenzo ha regalato la vittoria all'Empoli. Ragazzi, però calma, può capitare, ci può stare. Mo sì, qualcuno dirà stanno pensando all'Arsenal, ma pure la Juve sta pensando all'Ajax, eppure hanno vinto. Quindi giocando male, ma comunque hanno vinto. Quindi ragazzi, non ci, come posso dire, demoralizziamo. Ci può stare questa sconfitta. È stato comunque un Empoli che ha lottato col coltello tra i denti, perché ricordiamoci che comunque giocano per salvarsi, quindi avevano sicuramente più motivazioni di noi, e mentre noi stavamo un po' cagava in Europa League, un po' con un turnover che comunque di solito dà i suoi frutti, ma questa sera sembravano tutte le brutte copie di chi ha giocato contro la Roma, cioè i migliori di contro la Roma stasera hanno proprio, e sto parlando di Alan, di Koulibaly, irriconoscibili stasera. Mertens è entrato dopo, è entrato Verdi, qualcosa hanno creato, ragazzi, però non è stato neanche il Verdi della settimana scorsa, cioè irriconoscibili. E quando il centrocampo non va, quei due o tre perni importanti, io penso che sia normale pure, no? Vabbè ragazzi, che la prima che viene a chioro me ne va a cagare. Sempre Forza Napoli, al di là dei risultati. Ma noi ci non porta proprio, ragazzi, ci non porta proprio. Volevo solo appunto dare il mio commento. Sì, mi sono incazzato. Comunque è un Empoli che ha subito 53-56 gol, non lo ricordo. Lotta per non retrocedere, ma comunque c'è stata la prestazione della vita. Sapevano di giocare contro il Napoli, una forte squadra, ci può stare ragazzi. Anche la Juve inciampa in queste partite. Meglio fuori casa che in casa, poi si può a regalare una vittoria, insomma. È andata così. Tanto penso che la classifica sia quella, no? Cioè, anche per il secondo posto, sì, ci sta. Mi sembra l'Inter che sta a 7 punti, che ha vinto 4-0 a Genova. Comunque ragazzi, non cambia nulla, sempre Forza Napoli. L'importante è che adesso ci concentriamo su Genova e dopodiché cerchiamo di dedicarci per l'Europa League. Sempre Forza Napoli, non ce ne frega niente di queste sconfitte di poco conto, tanto che ormai il risultato conta poco, la prestazione resta, purtroppo la prestazione vabbè. Ragazzi, bacio, un abbraccio a tutti, fate i bravi, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video, sempre Forza Napoli, sempre, e lasciate un like con il vostro naso. Ciao.